Presentata stamani alla stampa la settimana dell'antimafia itinerante che giunge anche ad Agrigento al Museo Archeologico Pietro Griffo con una mostra sui 30 anni della DIA e un interessante convegno del tema l'influenza della religione nella lotta alla mafia. Presenti il direttore del parco Roberto Sciarratta e il dottor Roberto Cilona, responsabile della DIA provinciale di Agrigento. Fa tappa ad Agrigento l'antimafia itinerante, un'iniziativa voluta dal nostro direttore che dopo le tappe di Palermo e Trapani oggi vede ospitare in questa cornice meravigliosa che è il Museo Archeologico Griffo di Agrigento la nostra mostra. Si tratta di una mostra appunto itinerante che concluderà il suo percorso a Torino nel maggio del prossimo anno e che racconta in maniera molto toccante e suggestiva gli ultimi 30 anni di storia del nostro Paese, caratterizzati dalla operatività di uno strumento investigativo eccezionale e unico nel suo genere a livello internazionale, che è appunto la Direzione Investigativa Antimafia. Dagli albori, dalle norme istitutive appunto di questa struttura investigativa, sino alla operatività e ai principali successi che sono stati sono avvenuti sia nel mondo delle investigazioni preventive che in quello delle investigazioni giudiziarie, attraverso rispettivamente sequestri e confische che nei nostri 30 anni possono essere quantificati rispettivamente in 25 miliardi di euro sequestrati alle mafie, per complessivi poi 12 miliardi di confische. Mentre per quanto riguarda le attività giudiziarie, il nostro core business è stato sin da subito la ricerca e la cattura dei latitanti. 177 sono i latitanti che la DIA in questi anni di operatività ha assicurato alla giustizia e quindi ha inferto un colpo devastante a quella che era l'ala militare delle mafie, soprattutto di Cosa Nostra, ma anche dell''ndrangheta e della camorra, svolgendo la propria attività poi tra l'altro anche con proiezioni internazionali. La rete ETON è una rete di collaborazione tra polizie dei paesi aderenti e consente scambi informativi e investigativi, ha portato a risultati molto importanti, l'ultimo quello scaturito nell'operazione Platinum diretta dal centro operativo di Torino. E quindi devo dire che questo è un bilancio positivo. Noi non ci fermiamo. In questa settimana la mostra aprirà appunto alle 15 di lunedì pomeriggio. Noi rappresenteremo il nostro lavoro, ma soprattutto un auspicio verso le nuove generazioni non solo della conoscenza di quella che è la Direzione Investigativa Antimafia, ma anche dell'azione antimafia che è appannaggio di tutti, non esclusivamente degli investigatori, ma di tutta la società civile. Queste iniziative rappresentano un accrescimento culturale e rappresentano uno dei nostri obiettivi, che è quello dell'educazione permanente, che non riguarda soltanto il mondo culturale, il mondo archeologico paesaggistico, ma riguarda l'accrescimento a 360 gradi, quindi iniziative lodevoli come queste per una struttura dello Stato che ha un compito importantissimo nella lotta alle mafie e a tutto quello che è legato a queste organizzazioni criminali, rappresentano un accrescimento. Questa iniziativa prevede anche un'attività di didattica, altro sentiero che noi percorriamo da sempre, e quindi ci sarà la possibilità per gli studenti di venire a contatto con questa magnifica realtà e che rappresenta per loro un accrescimento culturale. Non dobbiamo dimenticare che loro rappresentano il futuro di questa società, che deve essere fondata su questi imprescindibili valori di giustizia e legalità.